Eccoci cari telespettatori, siamo in diretta con voi e collegato con noi direttamente abbiamo Gianmichele Passarini, presidente della C Agricoltori Veneto. Ben arrivato Presidente. Grazie, buongiorno anche a voi e a tutti i telespettatori. Allora, l'argomento è quello dell'agricoltura, questa volta a carattere regionale, quindi ci sono vari aspetti, varie situazioni, varie criticità, ci sono anche emergenze, abbiamo ricevuto e registrato le vostre mail, assolutamente le leggiamo tutte, ci sono alcuni ambiti che stanno soffrendo in modo particolare, alcuni soffrono anche nell'incertezza del periodo. Noi vediamo un po' di capire quanto del famoso Recovery Fund che è stato tanto declamato, che sarà l'ancora di salvezza, eccetera, potrebbe essere elargito e come, in che termini, anche al settore agricolo, tenendo presente che poi peraltro nel grande disastro della pandemia, che comporta ovviamente delle restrizioni, delle difficoltà anche per l'export, per i consumi interni, per la ristorazione, voi gli agriturismi e quant'altro, ci sono anche problemi ambientali di dissesto idrogeologico che si sono manifestati in questo autunno avanzato, che speriamo non ci siano ulteriormente, però hanno creato dei problemi. Quindi il tutto crea un bel paniere da cui attingere. E allora Presidente, qual è la situazione e che prospettive ci sono secondo lei? Sì, il quadro diciamo è un quadro ampio. La situazione è una situazione decisamente di difficoltà, questo lo abbiamo già visto ancora nella prima ondata, ancora a marzo della pandemia. Il sistema agricolo è entrato in tensione, pur essendo un settore che doveva svolgere la sua attività, in quanto non si può fermare l'azienda agricola, non può fermarsi, non può staccare la spina, e quindi abbiamo lavorato con tutta una serie di difficoltà, i distanziamenti, il problema delle persone che si ammalavano. Chiaro che oggi siamo ritornati di nuovo in una problematica grave, si può dire. Abbiamo visto anche i dati, vediamo che la pandemia non si ferma, le morti continuano ad andare avanti e quindi di conseguenza, con tutto quello che è il problema poi legato alle zone rosse, alle limitazioni che vengono messe giustamente per contenere la pandemia, di riflesso l'agricoltura è lì. Se pensiamo a tutto il sistema dell'Horeca, della ristorazione, dove noi come agricoltura veneta mandiamo in gran parte i nostri prodotti ad alto valore aggiunto, pensiamo ai nostri vini, ai nostri formaggi, alla zootecnia, alle carni, il taglio nobile che abbiamo, quindi venendo meno il discorso dell'Horeca, il discorso della mobilità, la questione del turismo, è chiaro che non si può dipingere un quadro positivo dell'agricoltura veneta. In che termini ne sta risentendo o i vari comparti ne stanno risentendo, i dati alla mano, le segnalazioni che avete? Perché noi abbiamo tante segnalazioni sempre relative al settore del food and beverage, appunto della ristorazione, però l'ambito agricolo aveva nel periodo natalizio delle grosse entrate, a quanto ci hanno scritto diversi telespettatori addetti ai lavori. Ma vede, diciamo che lì dipende dal settore dove sei collocato. Allora, chi ad esempio lavora con il sistema della GDO, della grande distribuzione, la GDO è riuscita a contenere quelli che sono stati i cali produttivi, quindi ad assorbire il colpo, non trasmettendo grande redditività, perché poi il tema è questo, però di fatto tenendo in piedi il meccanismo. Chi invece aveva, penso ad esempio agli agriturismi, ai florovivaismi, come ho già detto prima, i settori strategici nostri, chi aveva ad esempio degli ambiti legati alla ristorazione, degli ambiti legati ad altri canali, è entrato in difficoltà. Parzialmente siamo riusciti ad esempio con il retail, anche attraverso la vendita B2B, e quindi riuscire a modificare quello che era l'approccio aziendale e innovarsi ad un sistema diverso di fornitura di nostri prodotti, siamo riusciti parzialmente a contenere, però diciamo questo è una goccia nel mare. Chiaro che il volume più grosso veniva fatto da quello che erano i settori strategici, come quelli che sono, l'abbiamo detto prima, settore, turismo, mense scolastiche e quant'altro. Ci sono produzioni di agricoltura che non riescono a venirne fuori, che quindi si trovano in giacenza, non riescono a colmare anche col consumo interno o con l'export, ne stanno risentendo?
Se lei pensa, l'ho detto prima, noi abbiamo il settore dell'agriturismo è fermo, cioè, lei pensa che purtroppo ci sono 1500 agriturismi a livello veneto. Poi abbiamo avuto anche il problema dei vini ad alto valore aggiunto, cioè tutti quei vini ad esempio che entravano, che erano all'interno dei canali export, all'interno dei canali che andavano fuori Italia, ma anche che avevano come sbocco, diciamo, l'alto valore che non viene riconosciuto in grande distribuzione. Cioè, faccio un esempio così che mi viene più semplice: una bottiglia di Amarone difficilmente la vendi sulla GDO, hai dei canali definiti nella quale tu fornisci i tuoi prodotti, quindi un certo tipo di vitivinicolo, la zootecnia stessa, l'ho detto prima, la nostra zootecnia è una zootecnia altamente specializzata, i nostri tagli sono tagli superiori, pensi ai filetti, controfiletti, quindi andavano collocati all'interno di determinati ambiti produttivi e di consumo. E via via discorrendo, poi anche, ad esempio, anche il lattiero caseario, i prezzi del latte sono crollati, tiene ad esempio il grana padano, tengono alcuni formaggi di consumo che la gente, voglio dire, va a fare la spesa e si porta a casa, però altri hanno risentito di forti contraccolpi. Non solo legati anche, devo dire, alla pandemia, spesso anche qualche sistema di speculazione si è inserito all'interno di questi processi. Quindi è un quadro variopinto, è un quadro che purtroppo necessita di una normalità. Noi agricoltori non siamo fatti per produrre e non vendere la nostra roba. Il nostro sistema è un sistema interconnesso e se viene a mancare un dente di questo ingranaggio cade e va in difficoltà tutto il sistema. Ecco, in questo periodo in cui vengono prese decisioni anche critiche a livello governativo di ulteriori restrizioni, ma tutte prese sempre all'ultimo, no? In affanno, quindi non consentono agli imprenditori di avere un minimo di previsione, di poter programmare, di programmazione anche delle scorte stesse, oppure di che cosa fare della propria attività. Voi vi siete avete modo di interagire, relazionarvi col governo su queste decisioni? Noi diciamo che come sindacato abbiamo logicamente tutti i livelli istituzionali, da quelli provinciali, regionali e anche quelli nazionali. Devo dire che abbiamo spesso interagito col governo, qualora e quantunque il governo ce l'abbia permesso, perché abbiamo visto che questo governo è un governo che tendenzialmente tende a far da sé. E anche le problematiche economiche che ci sono, che per carità di Dio devono venire sicuramente in seconda battuta, perché la prima è salvare le vite umane e salvare le persone, però il governo in questo caso ha dimostrato di non avere una lungimiranza, perché abbiamo assistito ad una forbice che definisce settori garantiti, penso ad esempio alla pubblica amministrazione, e settori non garantiti. Quindi non è più una lotta di classe tra il ricco e il povero, ma è diventata una lotta di classe tra chi è garantito e chi non è garantito. Quindi, e questo è un tema importante, perché se lei pensa che alle nostre imprese, penso a quelle agricole, ma poi penso a tutte le imprese dei settori turistici, agrituristici, commerciali, voglio dire, se le risposte non erano dei miseri euro arrivati sul conto corrente a fronte di investimenti importanti, credo che quindi manchi una visione rispetto all'emergenza. Poi ci sarà tutta la questione del Recovery Fund, che è un ambito che riguarda la programmazione, ma io dico, siamo proprio sicuri che quando ci metteremo a programmare saremo rimasti in piedi più di qualcuno, perché la mia paura è che probabilmente assisteremo alla morte economica di tante imprese, quindi presto fatto non ci si porrà neanche più il problema di programmare e quindi di andare ad avere una visione verso il futuro. La necessità che noi abbiamo sempre denunciato come associazione, sia a livello regionale che a livello nazionale, era quello di avere due livelli di intervento. L'intervento immediato che era basato sul mettere liquidità all'interno delle aziende, intervenire su sistemi di welfare, dare la possibilità di sopravvivere alle aziende, soprattutto quelle che hanno fatto investimenti. Oggi le nostre aziende hanno tutte un indebitamento medio che le porta ad avere delle sofferenze. Quindi questo è stato fatto, voglio dire,
probabilmente molto in parte. E poi il secondo livello, che era quello della programmazione, quello della ripartenza. Questo è il quadro, quindi non possiamo dire di essere soddisfatti, non lo possiamo dire noi, ma se lei fa un giro di tavolo con tutti i settori produttivi le diranno tutti la stessa cosa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Guardi Presidente, allora noi interrompiamo un attimo che abbiamo la pubblicità, poi torniamo sul discorso del Recovery Fund perché per capire anche che cos'è dal punto di vista dell'agricoltura o che cosa dovrebbe essere spiegato proprio in modo molto semplice ai nostri telespettatori, e poi se lei ha la percezione che sia qualcosa di concretizzabile o fino adesso se ne parla, però poi alla fin fine si rischia molto, sì o no? Insomma, vediamo un po' di chiarirlo ai nostri telespettatori. Pubblicità pochi secondi, poi torniamo con voi.